Sta per iniziare il primo quarto di finale Crese K. Ad aprire la serata Fisiosan, che dà il calcio d'inizio di questa partita con la casacca gialla, invece Termosoc SRL. Entrambe squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Possesso palla per gli arancio di Fisiosan, Termosoc costretta alla casacca questa sera. Primo match si temeva una temperatura decisamente più elevata, diciamo che è andata abbastanza bene fin qui. E speriamo che il clima regga, soprattutto il colore non è proprio rassicurante del cielo davanti a noi. Ma incrociamo le dita. Due tempi da 25 minuti ciascuno, due supplementari da 6 minuti ciascuno in caso di parità, e poi calci di rigore eventualmente qualora dovesse persistere nuovamente l'equilibrio. Adesso subito questo pallone ben recuperato da Mervic. Fantina, Boccuccia largo sulla destra. Fantina lo spazio per il mancino, ci mette il corpo con una buona dose di coraggio qui Federico Giovannini. Fisiosan che affida alla velocità e alla qualità di Casseler le soluzioni offensive, che mantiene adesso il possesso palla. Partita subito con più pericolosità la squadra di Cristian Fantina e compagni. Tomizza, spazio per il destro, tesissimo, dritto per dritto, non c'è deviazione. Arbitro dell'incontro è Daniele Cervellera, gruppo arbitri Coppa Trieste. Quasi 2 minuti di gioco e pallone toccato corto da Aiello. Un pochino di spazio qui per Stipancic. Affronta Politti, ancora attenzione alla deviazione, c'è il gol. La rete di Fisiosan, in pratica il primo tentativo verso la porta, e sblocca la partita dopo 2 minuti esatti di gioco. Il 5 doverosamente dato da tutti i compagni a Simone Veronese. Sorrisino soddisfatto, parabola imprendibile che lascia completamente di stucco il bravissimo Andrea Bettoso, niente da fare per lui. È pronto Aiello a riprendere le ostilità. Fischia Cervellera, 4 sul cronometro, 1-0 per Fisiosan. Ancora Casseler con Geroni, la palla che resta lì, Bettoso, miracolo. Battezza il lato giusto, si butta con leggero anticipo e la scelta dell'angolo è decisiva. Paratone di Bettoso. Deve essere già il 2-0 per Fisiosan. Corner morbido sul secondo palo, si coordina. Battuta difficile di Nicolò Millo. Colpisce anche bene, la palla esce di 1 metro circa. Adesso Stipancic, mezza 2 con la suola, prova a disorientare Politti e Boccuccia, arriva Tomizza. Era riuscito a passare in qualche modo, poi brutto disimpegno. Recupera Fisiosan che sbaglia a sua volta. Tomizza arpionato regolarmente qui da Nicolò Millo che arriva sul fondo, pallone sul secondo palo, sono in 2. Mandorino ha spazio per controllare, cerca il sinistro, traversa clamorosa. Perso un pizzico di tempo nel controllo Davide Mandorino, che poi però si è rifatto con un bolide terrificante. Dritto per dritto, Bettoso battuto, traversa. Ancora Cristian Fantina, corpo a corpo con Mandorino. Arriva il fischio di Cervellera. E può respirare, far respirare i suoi Casseler. Rallenta il ritmo Mandorino. Buona la copertura prima di Giovannini nell'azione insistita di Tomizza, che adesso però deve chiudere in difesa su Casseler. Lo spunto a convergere, tutto chiuso. Arriva adesso il taglio di un compagno, ancora Casseler, c'è il muro davanti a lui. Mandorino. Ancora Mandorino! E qui la palla passa in un pertugio quasi impossibile. Arriva con un pizzico di ritardo, ma è decisivo questo ritardo. Bettoso, 2-0. E dopo Veronese arriva il timbro di Mandorino, minuto 9. Tanto è Casseler e non Casseler, così almeno evitiamo che si giri durante la partita e che resti concentrato. Occhio a Boccuccia con Casseler proprio davanti al cono visivo del portiere. Parte Tomizza e pallone che pizzica la traversa. Un buon pizzico a sua volta di sfortuna. C'era stata però anche una deviazione. Allora calcio d'angolo. E allora corner Stipancic, qui un po' pigra la difesa di Termosoc. Stipancic prova ad andare dentro in sfondamento, viene fermato. Poi Fantina, Mandorino ancora, grande partita fin qui. Ancora Mandorino, Bettoso stavolta si salva.
senza alcun dubbio nei primi 12 minuti migliore in campo per distacco Davide Mandorino, non solo per il gol del 2-0 ma per una grande applicazione difensiva. Politti, Tomizza, dentro, spazio stretto per Fantina, ancora il gioco di gambe per Tomizza con la punta del piede, poteva fare solo quello, ha fatto il massimo e l'ha fatto, però peccato per Termosoc, anche Aiello, grande intervento. Ora la battaglia tra Geroni e Kasseler, prova l'anticipo Costa. Giovannini, verticale verso Costa, ha un pizzico di libertà. Ancora Stipancic, centrale Giovannini, Stipancic aspetta il movimento dei compagni, cerca un mezzo esterno, anche qui il giro lo piglia ma in ritardo. Rimane un po' sorpreso pure lo stesso Stipancic di questa soluzione, forse voleva fare altro. Ormai superato il quarto d'ora del primo tempo, 2-0 Fisiosan. Boccuccia cerca il destro dalla grande distanza, qui avesse centrato lo specchio, problemi grossi per Aiello, la palla però finisce fuori di un soffio. Tanto due palloni in campo, uno viene messo fuori, momento di leggera confusione, adesso si può finalmente ripartire. Giovannini, Mandorino, ha spazio nell'angolo, c'è Costa, liberissimo, pallone basso, Bettoso, chiude col corpo. Calcio d'angolo Fisiosan, si conferma osso durissimo. Ancora il pallone teso, arriva Tomizza sul primo palo. Nuovo corner per gli Arancio. E può riprovarci Fisiosan con Costa, adesso un po' di spazio, Stipancic, vede con la coda dell'occhio Millo, spazio per il sinistro, pallone che esce. Grande chance qui per il 3-0. Non riesce a trovare il primo palo della porta di Bettoso per questione di centimetri. Millo, grande occasione qui però buttata via. C'è Kasseler, c'è Mandorino, c'è Giovannini che l'MLM si defila qui vicino alla porta. Parte Davide Mandorino, Bettoso alza le mani con un riflesso felino al momento giusto. Calcio d'angolo allora. Bella questa battuta, poi altro pallone interessante, stavolta di Marzini a vuoto, Costa, per questione di centimetri. Ne ha messi 4 Bettoso, parte la rincorsa di Kasseler, ancora col corpo Bettoso, a difesa della porta e anche un po' di se stesso, riesce comunque a mettere in calcio d'angolo. Stacca Mervic, mette fuori. 1 minuto e spiccioli di recupero può bastare in questo primo tempo. Partita comunque prima sfida dei quarti di finale Krese Cup, aperta ancora ad ogni soluzione. All'intervallo si va col seguente parziale: Fisiosan 2, Termosoc 1. Le reti di Veronese e Mandorino, tutto in 9 minuti per Fisiosan, e al 21esimo grande punizione di Tomizza a riaprire il discorso. Fischia Cervellera e si può ricominciare. 25 minuti, ricordiamo la durata del tempo, del secondo tempo in questo caso. Qualora dovesse verificarsi una situazione di parità, 2 supplementari da 6. E poi calci di rigore con ulteriore equilibrio in campo. C'è però tantissimo da giocare, può succedere di tutto. Mandorino che voleva ricominciare da dove aveva finito, cioè da una partita quasi perfetta. Qui perde il controllo per ripartire, comunque dopo una grande chiusura. Tomizza, preziosismo di tacco, c'è Giovannini e va a chiudere lui. Prima che la palla arrivi a Cristian Fantina, come sempre protagonista della manovra offensiva dei suoi. Ora alza molto l'atteggiamento Termosoc, cerca guai Giovannini, se la cava in qualche modo e fa però ripartire in superiorità i suoi. Mandorino, doppio passo, Geroni ha capito tutto. Grande chance da una parte e dall'altra. Adesso nuovo capovolgimento di fronte. Tomizza, Giovannini bravissimo. E vediamo se in fiducia Tomizza, non che gli serva granché per cercare la porta, andrà nuovamente alla battuta o se lascerà l'incombenza a Fantina o Besic.
Boccuccia davanti ad Aiello, arriva il fischio, parte Sandy Besic, ci si aspettava forse il bolide potente, arriva invece un beffardo rasoterra a chiudere, e anche qui forse barriera non perfetta. 2 punizioni su 2 in pratica per Termosoc, prima Tomica e adesso Besic. 2 minuti e mezzo, pareggio per i casaccati, subito Kasseler colpisce però male. Viene incontro a Marzini, riceve con Tomica e Mervic alle calcagna, buona la finta di Stipancic, ancora Marzini, Besic intuisce, sbarra la strada, si continua, ancora Mervic, bel tocco per Besic che entra in area di rigore e calcia con il mezzo esterno, il gol del sorpasso per Termosoc. Minuto 4 e 30, in pratica in 8 minuti tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo Termosoc recupera il doppio svantaggio e fa ancora di più perché adesso si trova avanti 3-2. Fuori Mervic, dentro Francini. Boccuccia, gli sfugge il pallone, lo recupera però Sandy Besic. Prova ad accelerare, 3 su di lui, verticale per Francini. Mandorino non lo molla, poi Costa, gli va via però Fantina. Ancora la finta, Cristian Fantina fa saltare Stipancic, Fantina cerca il tocchetto astuto col mancino, in qualche modo mette fuori, credo, Giovannini. Nuovo corner per Termosoc SRL che è partita a 110 all'ora in questa ripresa. E ritorna in panchina anche Marco Segina, da quando è andato via lui. Fisiosan ha iniziato a imbarcare acqua. Allora prova anche la carta scaramanzia, vediamo. Adesso Giovannini, verticale. Stipancic. Proprio Millo con il destro, molto interessante. Marzini, grande girata. E palla che si alza di un soffio. Ha dovuto anticipare la battuta Marzini, esibendosi però in una grandissima girata. Sfera alta di pochissimo, grande chance questa per l'immediato pareggio. Ora Besic, lo ringrazia per l'intenzione Cristian Fantina. La sfera però recuperata dagli Arancio, che per la prima volta in questa gara, da un paio di minuti a questa parte, si trovano sotto nel punteggio. Con Stipancic, Fisiosan, poi mani di Fantina. Mentre sul campo 2 hanno iniziato il riscaldamento Edil Muggia e Vrada Impex. Intanto qui il tiro, la parata di Bettoso. Stipancic, che fiondata dalla grande distanza. Francini trova Fantina nello spazio, va a puntare Giovannini, la palla resta ancora in possesso del numero 8 di Termosoc. Poi ha visto Besic, ma Giovannini con la punta del piede mette in out. Tanto Francini dimenticato dagli Arancio proprio davanti all'area di porta di Aiello. Gestiscono però il possesso quelli di Termosoc. Tomica supera Giovannini, Fantina li porta via Stipancic, adesso riceve Fantina, Fantina supera il portiere, siede Aiello e con la consueta straripante qualità va a siglare il 4-2. 14:30 sul cronometro, parzialino di 4-0 che ha ribaltato di brutto la situazione qui sul campo 1. 10 minuti di equilibrio con Fisiosan che ci provava ma sbatteva contro il muro e Termosoc che aveva sciupato qualche interessante contropiede. È arrivata la giocata in grande stile, la firma di Cristian Fantina, mancava solo lui all'appello. Politti in possesso palla, c'è Besic che però ha la scarpa destra ancora da sistemare. Adesso finalmente si può riprendere. Ancora Francini, vuole Besic, trova Millo. Ancora sotto di 2 reti Fisiosan. A 6 minuti dal 25esimo, Stipancic, rotazione del pallone, Kasseler col destro, Geroni ci mette il corpo. Anzi no, era Politti, sono un attimo accecati dal sole. Decisiva la chiusura del numero 4 in casacca gialla. Adesso il corner teso, ancora Besic, però c'era fuori gioco. Chiede la calma Gianni Mantese sulla panchina di Termosoc per questi 5 minuti più recupero. Perde però palla Besic. Allora Millo
Verticale per Kasseler che termina a terra sulla guardia di Cergol, regolare per l'arbitro. Fantina può chiuderla qui, Fantina, la palla che viene salvata da Mandorino. Intervento fantastico in copertura. Pallone di Fantina che non sembrava precisissimo, ma la smorzata di Giovannini stava trasformando in un assist d'oro per Politti questa giocata. Mandorino ha sistemato tutto. Kasseler. Ancora Mandorino, si fa vedere adesso in attacco, ci prova Murato, Giovannini, la finta, capito tutto Besic, Fantina lo fa ripartire, parte Francini di là, Besic prova ad accelerare, eccolo il tocco per Francini! Ha scartato la caramella, doveva solo mangiarla e invece l'ha buttata per terra, o meglio alta. E ora nuovo tentativo da fuori da parte di Fisiosan, 20:50 sul cronometro, sempre meno però. E ora Stipancic, estremo difensivo davanti ad Aiello. È uscito Giovannini per far rientrare Andrea Costa. Mandorino sulla sinistra. Si fa vedere, attenzione Costa, pallone che sembrava forse indirizzato verso Millo e invece Costa se la trova sulla testa. Girata improvvisa, palla fuori, 3 minuti allo scadere del tempo regolamentare. C'è ancora tempo per Fisiosan, sempre meno per carità, ma con una rete potrebbe cambiare di nuovo tutto. Davide Mandorino, Stipancic, Fantina si sacrifica in pressing, chiuso comunque l'1-2, ancora Stipancic, Costa, limite dell'area, tocco dentro, sbaglia l'aggancio decisivo veronese. Troppi errori all'ultimo istante per Fisiosan, vuoi in fase di conclusione, vuoi in fase di rifinitura, di ultimo passaggio. Kasseler messo giù, parte il rincorsa, il penalty parato da Bettoso. E se prima le speranze erano residue e stavano per finire, con questa parata anche a livello morale diventa impossibile, se vogliamo. 2 minuti di recupero. Siamo qua signora, se vede chi sta parlando e disturba i giocatori mentre giocano, eccolo qui alle sue spalle. Ora occhio a Besic, la finta a superare Aiello. Punto esclamativo di Termosoc SRL dopo 40 secondi dei 2 minuti di recupero concessi da Cervellera. 5-2 Termosoc, tripletta di Sandy Besic.